Signore e signori, benvenuti alla 40ª edizione del Premio Masi. Un anniversario così importante che vogliamo festeggiarlo nel luogo che lo vide nascere. Siamo infatti nella meravigliosa cornice della Pieve Romanica di San Giorgio di Valpolicella. E vi voglio subito presentare uno dei protagonisti del premio, vale a dire il vicepresidente della Fondazione, nonché presidente di Masi Agricola, Sandro Boscaini. Benvenuto. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Allora, 40° anno, 40ª edizione di un premio di cui lei fu promotore. Allora ci racconti come nacque questo premio? Sì, una storia lunga che nasce nel 1981, un momento un po' esaltante e nello stesso tempo difficile per la viticoltura e l'enologia italiana, un momento in cui se da una parte c'era un rinascimento vero che poi ha dato i suoi frutti in seguito creando questo fenomeno del vino italiano nel mondo, dall'altra c'era una sacca di resistenza su modelli ormai superati, desueti, e il tutto purtroppo è scoppiato poi qualche anno dopo nel famoso e purtroppo famoso scandalo del metanolo. Certo. Allora, in quell'epoca io ricordo che con la mia famiglia eravamo veramente molto amareggiati. Trovandomi con degli amici, gente di cultura, uno scrittore come Cesare Marchi, altri giornalisti, eccetera, mi ha buttato lì e dice: ma perché ti demoralizzi? Metti il tuo prodotto su un piedistallo, se lo merita. L'Amarone si merita di essere un'eccellenza veneta e metterlo assieme a tante eccellenze venete che hanno fatto grande questa regione e che ancora si fanno conoscere e si fanno apprezzare nel mondo. Che è il momento di entrare nel vivo della premiazione. Grazie di essere qui in questo luogo davvero mistico e magico. Devo dire anche allestito perfettamente, in un modo che rispetta la sacralità di questo luogo. Pieve Romanica, che è tra le più antiche e le più preziose per il Veneto, perché la costruzione risale tra il VII e l'VIII secolo, quindi in piena età longobarda. C'è una curiosità che va accontentata e io voglio farveli incontrare, questi premiati. E allora parto con il primo premiato. La motivazione è questa: per la sua carriera di fisico sperimentale, già presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, e per il contributo dato allo studio del Covid attraverso l'attento monitoraggio dell'andamento della pandemia, a cui ha dedicato il libro, scritto tra l'altro con il figlio, La matematica del virus, i numeri per capire e sconfiggere la pandemia. Il premio Masi Civiltà Veneta viene attribuito a Roberto Battiston. Eccoci qua, professore, benvenuto. Grazie. Allora, ci spiega perché i numeri sono così importanti in una pandemia. I numeri, lei che i numeri li produce anche in laboratorio. I numeri sono importanti, ci ha insegnato Galileo tutte le volte che si fa scienza. E la pandemia, lo studio di come il virus si sviluppa, è un pezzo di scienza e quindi necessita del contributo di medici, biologi, persone che capiscono il meccanismo a livello biologico, ma per capire quello che sta succedendo, imparare dal passato e anticipare quello che sta per accadere, i numeri sono fondamentali. È una macchina come un'altra e la scienza permette di capirne il funzionamento. E tra l'altro scopriremo che non sono perfetti i numeri, perché il numero, dice il professor Battiston, si accompagna sempre a un margine di errore. La scienza è questo, non solo affermare una legge, una tesi, ma soprattutto concentrarsi sull'incertezza che accompagna queste affermazioni, perché molto spesso, andando a vedere l'incertezza, si capisce qualcosa di nuovo. La scienza è sempre nei dettagli, noi scienziati guardiamo sempre il pelo nell'uovo, perché molto spesso da quello possono nascere scoperte importantissime. La storia di 4 secoli abbondanti di scienza che ci racconta proprio che le cose funzionano così. E vorrei introdurre il secondo premiato, o meglio una premiata. La motivazione è questa: per le sue ricerche che spaziano dalla valutazione ambientale ai mutamenti climatici, al rafforzamento dei legami tra scienze e politiche sostenibili, e per la sua attività di scienziata e ambientalista impegnata nella tutela di Venezia e del suo territorio. Il premio Masi Civiltà Veneta viene attribuito a Jane Damosto.
Benvenuta, complimenti. Io, Jane Damosto, prima di fare una domanda voglio farvi vedere una foto. È stata immortalata di recente in una foto, eccola qua, la possiamo vedere. Jane Damosto è proprio quella signora lì, paragonata da qualcuno alla dea Atena, la dea della sapienza ma anche della guerra. Beh, quello è l'emblema del coraggio. Cosa rappresenta quella foto? Veramente una foto fa vedere una parte della scena intera e eravamo veramente in tantissimi quel giorno, il 5 giugno di quest'anno, a protestare il perdurare di questo abuso di Venezia. E vorrei anche segnalare che oltre a questo coraggio di molti a metterci la faccia, servono e serviranno ancora per il futuro di Venezia studi obiettivi, dati veri, lavoro coordinato coinvolgendo tutta la comunità, non solo attori politici e economici, a risolvere i nostri problemi, non solo per Venezia ma per il mondo. Terzo premiato, la motivazione è questa: per la sua attività di musicista, imprenditore, fondatore della prima azienda italiana a produrre pianoforti a coda da concerto, pregiati per l'alto valore artigianale e tecnologico e protagonisti delle scene musicali più prestigiose nel mondo. Il premio Masi Civiltà Veneta viene attribuito a Paolo Fazioli. Benvenuto. Intanto devo dire, sono anche i 40 anni della Fazioli. E quindi 40 anni Masi, 40 anni Fazioli. Grazie. E non è finita qui con gli applausi, perché un paio di giorni fa so che Fazioli ha vinto di fatto il prestigiosissimo premio internazionale Friedrich Chopin, perché i pianisti che hanno vinto hanno scelto il Fazioli Gran Coda. Quindi, sa che, caro ingegnere, i dati del lockdown dicono che abbiamo riscoperto noi stessi, e i dati delle aziende discografiche mondiali dicono che mai come in questo periodo si è riscoperto il valore della musica. Per lei questo è un segnale, immagino, importante anche per il futuro? Certo, è un segnale molto importante e durante il periodo del lockdown diciamo che la gente ha riscoperto il valore della casa e con questo anche il valore della musica fatta a casa. Quindi evidentemente noi abbiamo avuto proprio una maggiore richiesta di pianoforti dovuto al fatto proprio che c'è stata questa voglia, insomma, e disponibilità, insomma, per dedicarsi di più alla musica e quindi al pianoforte. E siamo alla proclamazione del premio Masi internazionale Grosso d'Oro veneziano. E allora, per la sua attività di biologa di fama internazionale, per l'impegno costante in Italia e all'estero in difesa della ricerca scientifica, della razionalità e della trasparenza nella comunicazione tra scienza e società civile, meriti che le sono valsi la nomina di senatrice a vita, Elena Cattaneo. Senatrice, benvenuta. Visione e coraggio, no? Questi sono i due termini che sono stati scelti. Sembrano termini coraggiosi, appunto, in questo momento. A lei che cosa suscitano se guarda al futuro? Ma visione mi suscita l'idea, la speranza che si possa andare nella direzione di una società che abbia sempre meno paura di conoscere, di sapere, attraverso l'uso, direi quasi il compasso del metodo scientifico, sia sempre più volta all'entusiasmo e all'incorporazione della scienza nelle sue strategie, nelle sue posizioni di domani.
Il coraggio è una parola importante, non può essere una parola vuota, ma tante volte il coraggio il comportamento importante sta nel dire di no. Devi poter dire di no. Ancora di più gli scienziati, se vogliono essere delle sentinelle per il proprio paese a difesa dei cittadini, mi viene da dire, devono veramente svilupparlo quel coraggio e portarlo nella sfera pubblica. E insomma, bisogna lavorare in quella direzione. Molto interessante, ma approfondiremo tra poco. Senatrice, prego. E allora, per la sua carriera di docente universitario e divulgatore e i suoi decennali studi sulla fisiologia e la genetica della vite e sulle viti resistenti ai mutamenti climatici e agli agenti patogeni, il premio Masi internazionale per la civiltà del vino viene assegnato ad Attilio Scienza. Prego, professore. Lei prima ci ha introdotto a questo termine cisgenetica. Sa che quando alcune persone, ovviamente quelle ignoranti come me, sentono la parola genetica, no? La professoressa Cattaneo qui ci potrebbe tenere una dotta discussione. Appena sentono genetica, molti tremano, dice, oh Dio, che cosa succede, cosa facciamo? Ecco, ci spieghi perché non dobbiamo avere paura invece, perché dobbiamo aprirci a queste nuove tecnologie. Cos'è la genetica? Genetica è una parola recente, 200-300 anni fa non si conosceva la genetica, è stato in fondo Mendel a dare valore e contenuto alla parola genetica. Questo monaco boemo aveva così provato i suoi esperimenti e aveva capito che mettendo assieme delle piante, dei piselli che facevano fiori e baccelli diversi, ecco, è da lì che parte. Prima non c'era genetica. Il miglioramento genetico in agricoltura era un fatto spontaneo. L'agricoltore vedeva una pianta che gli interessava e la moltiplicava, ma non aveva mai pensato di prendere quella pianta e incrociarla con un'altra per ottenerne un'altra. È lì che nasce la genetica, ma la genetica nasce tardi, nasce a metà dell'Ottocento. Ma a scuola non si insegna la genetica. In un liceo, quando si parla di biologia, le fanno forse 2 o 3 ore di genetica, le fanno vedere il DNA, le fanno vedere l'RNA, quelle cose lì, ma non è quella la genetica. La genetica è molto più complicata, è una cosa molto più seria, ha una base antropologica formidabile, è il presupposto della nostra vita, la genetica, in tutti i campi. Sandro Boscaini, se mi può raggiungere, insomma, anche lei che dire, guardi qui che bei premiati, caro Presidente. Beh, insomma, allora il 40° si conclude qui. L'anno prossimo 41 anni. 41 che si coniuga poi all'interno di un anno in cui celebreremo 250 anni dei Boscaini di Masi. Cioè attenzione. di quando i Boscaini sono venuti in contatto con questo luogo magico che si chiama Vaio di Masi, cioè la piccola valle di Masi, proprio nell'alta collina, nella media collina della Valpolicella, un posto, un luogo, una località, devo dire, da dove si ricava un vino straordinario, e quello che 6 generazioni prima di me avevano trovato, adesso lo trovo io, lo trovo mio figlio, i miei fratelli, i miei nipoti, e continueremo questa storia, insomma, allora, che è uno dei mestieri più belli del mondo, e sono sicuro di trovare anche Attilio Scienza d'accordo con me. Beh, allora, nel ringraziare tutti i premiati, come dire, l'anno prossimo 250 anni, lunga vita la Masi. Allora lei venga con me, perché abbiamo questa tradizione di uscire parlando, perché dobbiamo pensare al 250ennario.